L'associazione Bed and Breakfast di Agrigento organizza per sabato prossimo un'interessante iniziativa dal tema Nuove frontiere dell'accoglienza, aspetti normativi, novità, opportunità. Come mai questa iniziativa, dottore Cantone? Allora, la finalità è soprattutto quella di fornire agli operatori delle linee guida per consentire loro di agire nella totale legalità, perché ormai ci sono, per quanto riguardano le strutture ricettive ed extra ricettive, extraalberghiere diciamo, una serie di balzelli, una serie di nuove normative che magari qualcuno si sente in regola e non lo è affatto. Allora abbiamo pensato, l'ABBA, attenta a tutti questi segnali che provengono dal turismo, dalla regione, abbiamo pensato di riunire attorno a un tavolo tutti gli interlocutori del settore, in modo tale da fornire un quadro esaustivo alla città, a tutti gli operatori, alla provincia, per poter, ripeto, agire, per poter avere la serenità che deriva solo quando uno agisce nella legalità. Se ciò sarà possibile, avremo fornito un grande servizio alla città, elevando sia qualitativamente che quantitativamente il turismo agrigentino. Ecco, l'ABBA ha una funzione importante, una funzione diciamo di legalità nei confronti di chi magari fa questo lavoro in maniera abusiva, e poi voi dite nel comunicato, ecco, il B&B oggi non deve essere considerato semplice erogatore di letti e colazione. Cosa vuol dire? È che è assolutamente sbagliato considerare il B&B un semplice erogatore di letto e colazioni. Oggi il B&B è un infopoint, oggi il B&B è un'azienda che favorisce e arricchisce il territorio. Basti pensare alle lavanderie che ci serviamo sul posto, al personale che lavora, a tutto quello che acquistiamo, ma è soprattutto ha una valenza turistica superiore oggi il B&B, perché crea proprio dei pacchetti e siamo solo noi in questo momento a farlo per attirare gente ad Agrigento. Infatti il pernottamento non è più una notte, ma siamo riusciti soprattutto con l'ABBA ad aumentarlo di un'altra notte, quindi la media non è più 1,7, ma per quanto ci riguarda, per dati nostri interni, già siamo oltre i 2 per quello che facciamo. Che previsione prevede per questa stagione estiva a divenire? Io prevedo una ottima stagione, direi solo di unirci un attimino e di più, di consultarci di più con le amministrazioni per fare delle iniziative, soprattutto nel periodo di destagionalizzazione. Quindi ad agosto, a luglio non abbiamo bisogno di nessuno, ma se vogliamo aumentare, se vogliamo dilatare questo afflusso del prodotto turistico, diciamo, sediamoci con gli enti preposti, sto parlando di un assessore regionale, sto parlando di un'amministrazione comunale, insomma di tutti quelli che si occupano di turismo, per cercare di creare delle situazioni, delle agevolazioni, soprattutto nei periodi fuori dell'alta stagione.